Decisa l'aliquota dell'IMU dall'amministrazione, è scattata ora l'operazione di pagamento entro il 18 giugno. Il Comune alla Loggia Amulea ha allestito uno sportello apposito per i contribuenti padovani, subito peraltro preso d'assalto. Le immagini. Siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale, vi lasciamo in compagnia delle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e naturalmente un buon fine settimana. Allo stadio Picchi di Jesolo la partita di beneficenza tra la nazionale di calcio TV del Gabibo e la squadra del Lions di Jesolo, un match particolarmente atteso. Intanto sentiamo le anticipazioni, chi ci sarà. E questa mattina festa regionale dell'Arma dei Carabinieri che ha festeggiato il suo 198° anniversario, premiata anche la tenenza di Dolo, tutte le immagini. Parliamo adesso del caso della moschea a Padova, archiviata la sede di Via Anelli. Domani 600 fedeli musulmani si ritroveranno davanti ai cancelli della struttura di Via Ippodromo, ancora da completare per la preghiera di mezzogiorno del venerdì. Grande la preoccupazione dei residenti, la Lega Nord attacca l'amministrazione Zanonato e la presidente del quartiere dice la situazione potrebbe diventare esplosiva. Sentiamo le voci. Parliamo ancora di verifiche, ma di tutt'altro tipo, per tutto il giorno su edifici pubblici e chiese per individuare eventuali danni causati dal terremoto. Ispezionata anche la facciata di Palazzo Moroni e del Pedrocchi. Al Santo invece completato il tunnel in acciaio che proteggerà i fedeli durante il pellegrinaggio sulla tomba di Sant'Antonio. Ricordiamo che il 13 è molto vicino. Il servizio. Adesso invece ci lasciamo solo per qualche istante, le previsioni del tempo. Rimanete con noi, a tra poco. Spaccata nella notte in una pasticceria di Rubano, i ladri rubano la cassetta per le offerte pro terremotati. Oltre al valore simbolico del gesto, il bottino è comunque di pochi spiccioli. Sentiamo. Al via la nuova stagione di prosa 2012-2013, il Teatro Stabile del Veneto. Vediamo, anzi sentiamo anche il suo direttore. Abbiamo accennato proprio adesso al terremoto. Lo sciame sismico ha causato la chiusura anticipata della scuola materna Breda di Ponte di Brenta. Da lunedì prossimo i 108 bambini saranno trasferiti nella vicina scuola elementare. Il servizio. E la Guardia di Finanza presenta il conto a 2 pensionati padovani accusati di aver affittato per anni in nero i loro appartamenti. Sono accusati anche di aver evaso il fisco per oltre 1 milione di euro e mai dichiarati. Sentiamo. E ancora paura terremoto ieri notte, l'ennesima scossa. Intanto a Padova continuano i controlli agli edifici e si crea anche un pool di esperti per stilare un decalogo per strutture industriali più sicure. Sentiamo di che cosa si tratta. Vigile di attesa per la festa di Sant'Antonio prevista in Basilica solo per la giornata di domani 13 giugno, 100.000 persone, moltissimi gruppi da tutto il mondo. Vediamo un po' come si sta preparando appunto la Basilica. Abbiamo sentito che ogni pellegrino ha la sua storia, molto bello, adesso però siamo arrivati alla fine del telegiornale, le previsioni del tempo e naturalmente vi saluto adesso. Grazie e arrivederci. Parliamo adesso del maltempo perché un violento temporale si è abbattuto su Padova e provincia anche con qualche grandinata. Come al solito il pericolo è l'allargamento delle strade nei quartieri più a rischio, ovvero Forcellini, Sant'Eosbaldo e Montà. Pericolo anche lungo l'autostrada A4 dove sono stati molti gli automobilisti che si sono fermati sotto i cavalcavia per ripararsi, diciamo così, dalla grandine. Tra le segnalazioni più critiche sembra essere al momento quella di Villanova di Campo San Piero. Come da non perdere sono adesso le previsioni del tempo, visto un po', diciamo, che il tempo è ballerino. Guardiamole, tra poco in studio. Invece adesso torniamo alla cronaca. Operazione della Guardia di Finanza nel settore del commercio, scovati centinaia di documenti falsi utilizzati da cittadini stranieri per aprire attività commerciali in tutta Italia. Oltre 100 i denunciati, un bel numero, ascoltiamo. Che belle immagini. Invece adesso diamo spazio alle previsioni del tempo, speriamo buone, a tra poco. Siamo in chiusura di telegiornale, dunque abbiamo sentito le principali notizie della giornata, questa brillante operazione per quanto riguarda la droga e armi, certificati falsi, abbiamo anche assistito così a un po' al servizio della differenziata, quindi comuni virtuosi per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti e infine con una bella notizia, questa mamma tetraplegica appunto che non doveva in teoria diventare mamma. È tutto per questa edizione, vi lascio in compagnia della nostra programmazione, arrivederci. E continua la morsa di caldo afoso con temperature vicine al record per la stagione, superati i 37 gradi ieri a Galzignano Terme e tra domani e venerdì sono previste giornate da bollino rosso. Sentiamo gli esperti.
Uno spaccato su 20 anni di storia politica del Veneto, su chi lo ha governato, su come sono stati usati i soldi pubblici e sul caso Lega poco conosciuto a livello nazionale. Il racconto dei padroni del Veneto, il libro appena uscito per la casa editrice La Terza, è scritto dal giornalista Renzo Mazzaro. Sentiamo proprio lui. E a proposito di estate, vediamo, anzi vi lascio in compagnia delle previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione e arrivederci. Ancora cronaca con un'operazione antidroga da parte della Guardia di Finanza che ha sequestrato 8,5 kg di eroina e mezzo chilo di cocaina e arrestato 13 persone. Inseguimento, pensate, a 180 all'ora in autostrada. Sentite. Anna Maria Cancellieri, già prefetto a Vicenza, la titolare del Viminale, ha incontrato il governatore Luca Zaia assicurando impegno nel contrasto alle infiltrazioni mafiose, annunciando che le province sopra i 300.000 abitanti non verranno abolite. Sentite. Passiamo alla maturità, oggi terza prova scritta per i 6.600 studenti delle quinte superiori padovane, il cosiddetto quizzone, una dozzina di domande scritte su 4 o 5 materie studiate durante l'ultimo anno. Secondo un sondaggio però un quinto degli studenti italiani sapeva già quali sarebbero state le domande scelte dalla commissione. Da lunedì 2 luglio al via agli orali, ma intanto li abbiamo incontrati proprio appena usciti. Ascoltiamo. E invece venerdì 29 giugno parte da Treviso il Festival Show, 10 gli appuntamenti in tutto il nord-est, tutte le serate saranno trasmesse sui canali di Antena 3 Nord-Est, media partner dell'evento. Seconda tappa l'8 luglio in Prato della Valle a Padova, poi lunedì invece 8 agosto in Piazzale Serenissima, piove di sacco. Queste sono le anticipazioni, sentiamo il servizio però. E siamo in conclusione di telegiornale, non ci sono altre notizie, adesso le previsioni del tempo e naturalmente vi ringrazio per aver scelto la nostra informazione. Arrivederci. I poliziotti motociclisti delle volanti della cosiddetta sezione Nibbio, istituita da poco, sono riusciti a fermare uno degli spacciatori più attivi del centro. Gli agenti hanno arrestato infatti un tunisino di 26 anni, già accompagnato alla frontiera di Ventimiglia nel 2010, ma subito rientrato poi illegalmente in Italia. L'uomo stava vendendo hashish su Sagata del Duomo, incurante del passaggio dei fedeli, in tasca aveva anche 2.400 euro. Adesso invece ci fermiamo qualche istante, le previsioni del tempo, rimanete con noi, a tra poco. Dovrebbero arrivare. Qualche istante ancora. E dopo le previsioni del tempo e i saluti non ci sono altre notizie. Grazie per averci seguiti e naturalmente una buona serata a tutti. Europei 2012, domani sera grande attesa per la sfida Italia-Germania. Gli azzurri di Prandelli sono chiamati a far rivivere le emozioni del passato. Intanto noi siamo andati ad Abano Terme, che è un po' il regno, diciamo, dei turisti tedeschi, per vedere come si sta vivendo questa vigilia. Preparati a sentire un po' i tedeschi. Eh sì, vedremo infatti come andrà a finire. Intanto adesso vediamo un po' le previsioni del tempo, che cosa ci sta regalando quest'estate. A tra poco in studio. Eccoci di nuovo in studio, è tutto anche per il nostro TG, non ci sono altre notizie. Grazie per averci seguito e arrivederci a domani.